No, due parole, appunto siamo qua riuniti perché dopodomani sarebbe stato il compleanno di Tony Soligon, l'abbiamo ricordato la prima volta subito dopo la sua morte del 2019, 6 dicembre, e quindi ogni anno ci preoccupiamo di creare questo evento proprio in memoria sua. Io ho avuto l'occasione, la fortuna di conoscerlo, purtroppo l'ho conosciuto negli ultimi anno e mezzo di vita più o meno, però comunque mi ha lasciato un ottimo segno. Quindi due parole per dire chi siamo in pratica. Abbiamo allestito una pagina Facebook, non abbiamo fatto un sito perché sarebbe stato poi troppo anche oneroso gestirlo, una pagina Facebook dove nell'interno abbiamo comunque raccolto un bel po' di documentazione. La documentazione sono fotografie, sono spezzoni di filmato, sono diciamo le locandine, le cose che lui aveva pubblicato nel passato, e stiamo continuamente cercando ovviamente materiale da pubblicare. Quindi volevo darvi due dati di questa pagina, come si è in pratica evoluta nel giro di 4 anni. Noi oggi contiamo 1074 followers. Abbiamo visto che se mettiamo dei contenuti al suo interno abbiamo anche una cinquantina di interazioni al giorno, quindi vuol dire mi piace, vuol dire comunque qualcuno che entra a vedere, a leggere cosa c'è scritto sul post. Abbiamo visto anche che, sempre facendo attività, in 90 giorni abbiamo circa 21.000 visualizzazioni, o perlomeno 21.000 volte appare su chi scorre la pagina Facebook un qualche post, un qualche immagine di questa pagina. Quindi di fatto comunque, diciamo in maniera gratuita, è un modo efficace per poter stare in contatto, perché questo è il nostro obiettivo. Abbiamo creato anche una pagina YouTube, un canale YouTube, dove abbiamo in questo caso 99 iscritti e dove ci sono già all'interno 93 video. Si tratta appunto sempre di spezzoni di 4-5 minuti delle sue conferenze, in maniera tale che siano anche usufruibili in maniera facile, perché sappiamo che mettere video troppo lunghi poi diventa difficile che la gente li vada a vedere. E quindi in pratica io sono la persona che maneggia un po' il computer, gestisce questa pagina. Bene, sono quindi come amministratore nel senso che sono quello che smanetta. Insieme a me c'ho Susanna Picchi, c'ho Lorena Gava e c'ho l'amabile Peruc, che sono gli editor che mi danno ovviamente a volte il materiale, a volte mi danno le dritte di cosa scrivere, qualche suggerimento, e quindi siamo noi 4 che in qualche maniera stiamo cercando di tenere viva questa pagina. Ecco, molto importante, e poi se lo dirò ancora nella pagina con i vari post, raccogliere materiale, perché sappiamo che tante persone hanno seguito Tony nelle visite a Venezia, nei suoi corsi che faceva, per cui se qualcheduno ha, diciamo, nel suo telefono, nel suo computer dei documenti, che siano fotografie, che siano registrazioni, ben venga, se ha piacere naturalmente a diffonderli, ben venga, me li faccia pervenire. C'è la mia email, poi comunque se andate sulla pagina Facebook o canale YouTube ci sono i riferimenti per poter interagire con noi. Penso di aver detto tutto. Ultima cosa, abbiamo raccolto in una chiavetta, perché adesso abbiamo visto che i DVD ormai sono sempre più difficili anche da gestire, nessuno più ha il videoregistratore in casa, o comunque anche i computer non hanno più i dischetti, quindi abbiamo qua comunque ancora 3 DVD che sono stati realizzati da Terra Fertile, ma abbiamo per quest'anno, per la prima volta, abbiamo preso in pratica 4 conferenze di Tony Soligon, che sono quelle indicate sulla diapositiva, e le abbiamo messe in una chiavetta, quindi molto più facile da usufruire. Per chi avesse piacere abbiamo qua una decina di chiavette che abbiamo preparato per l'evento, e poi eventualmente, adesso quando siamo abbastanza non penso che vadano esaurite, eventualmente comunque poi metterò anche sul sito, se qualcuno lo vuole ci possiamo organizzare e gliela faccio avere. Bene. Niente, siamo arrivati ai ringraziamenti, quindi passo a Susanna. Aggiungo che raccogliamo anche materiale scritto, quindi articoli pubblicati o piccole pubblicazioni che poi consegniamo a Ivana Miato della biblioteca di Godega, che gentilmente alla biblioteca di Godega c'è il fondo Tony Soligon, e lì conserviamo quello che abbiamo raccolto, quindi le varie pubblicazioni che abbiamo raccolto fino adesso le abbiamo portate lì, quindi se qualcuno ha qualcosa volentieri. Avete il libretto che è stato realizzato
in occasione... Sì. Sì. No, lei sa che il professor Soligon era socio onorario del mio club l'Inerwill. Sì. E nell'anno della mia presidenza, doveva essere il 2013, mi ha seguito nel restauro di una pala che c'è nel Duomo di Conegliano, che è del Frigimelica, e in quell'occasione aveva redatto una piccola pubblicazione parlando del restauro, eccetera. Non so, dico se voi lo avete tra i vostri materiali. No, non ci risulta. È stato fatto all'interno dell'Inerwill, insomma, per noi e per gli ospiti, però se ve lo posso fare avere. Bene, lo pubblichiamo. Bene, volentieri, grazie. Perfetto, allora ringraziamo tutti e se volete venire a sfogliare questo libro, anche questo in vendita a 20 euro. Solo 20 euro. Sì. Grazie di essere venuti e ci vediamo l'anno prossimo. Devo prendere la chiavetta.